Lunedì 11 gennaio, direttamente dallo Sport City, 14° impegno di campionato, penultima di andata, si incontrano Nes Calcio 8 contro la Pisana. Vediamo una serie di batti e ribatti con questo pallone che finisce sul versante di destra, una serie di finte, poi il sinistro e c'è il gol della formazione Nes Calcio 8 che va in vantaggio con Matteo Bozzoni. Pallone per vie centrali, onnipresente Trevisani che va a dettare ogni battuta di gioco, ancora spazio sul versante di sinistra, poi il sinistro e c'è il gol, doppietta per Matteo Bozzoni, un gol fantastico, con il sinistro è andato a bucare un incolpevole portiere. 2-0 per Nes Calcio 8. Calcio d'angolo battuto corto per il numero 10 che va a lambire la traversa, palla che sfila di poco, lato da San Marco che allarga sulla destra, poi Trevisani, va il capitano per vie verticali e ora con il sinistro ci ha provato ancora una volta Domenico San Marco. Luca, poi Cervini in posizione di battuta, la doppia conclusione, c'è il gol che riapre la partita quando siamo vicini al 10° minuto del secondo tempo, la firma di Troccoli. Trevisani, buono il primo dribbling, c'è lo spazio forse per andare alla conclusione, preferisce servire al compagno che poi da ottima posizione sbaglia un gol praticamente fatto, del gol che chiuderebbe definitivamente i giochi e la Pisana invece di quello che regalerebbe un pareggio sperato fino a questo momento, pareggio che arriva in questo momento grazie a un diagonale chirurgico cucito dal giocatore in maglia numero 9, esattamente da Pagliuca, che fa 2-2. Un'incursione adesso del difensore Martinelli che provava ad andare avanti, poi è ritornato, attenzione, un altro destro, c'è la beffa, un tocco involontario da parte del numero 8 Ammassari che fa 3-2, un 3-2 forse insperato ma che regala il vantaggio alla Pisana. A ciuffare il match, fase un po' confusa, poi il sinistro è una parata strepitosa, quella del portiere della Pisana, con un'azione che ancora continua, impegno in mezzo a due avversari, prende qualche rischio di troppo, c'è spazio per andare al tiro con il sinistro diagonale pericoloso di Domenico San Marco, e il gol che avrebbe significato 3-3 da una parte all'altra. Ecco un altro fallo, partita che finisce con tanto nervosismo, un cartellino giallo qualche minuto fa, uno rosso adesso a pochi giri di orologio dalla conclusione di questo match. Situazione di triplo vantaggio, può andare alla battuta con il sinistro, 4-2 sarà probabilmente questo il risultato finale